Presidente Martin, oggi abbiamo appena concluso la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto sulla legalità dedicato alle scuole per l'anno scolastico 2023-2024 e i dati del progetto dell'anno scolastico 2022-2023. Protagonista tra questi attori c'è la sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali. Ci può spiegare qual è il ruolo dell'Albo Gestori? Sì, certamente. Intanto devo fare però un plauso a questo progetto e a tutti i soggetti che partecipano insieme alle sezioni, che è Unione Camere Veneto e che è Libera, Nomi e Numeri contro le mafie, e ovviamente l'Ufficio Scolastico Regionale che ci dà un supporto imprescindibile. Un progetto che sta crescendo nel numero di classi, nel numero di istituti e quindi nel numero di studenti, che io l'ho definito un progetto, diciamo così, di prevenzione, perché coinvolge i futuri imprenditori. Li coinvolge in che senso? Cercando di promuovere l'imprenditoria di legalità, la sostenibilità ambientale e più in generale proprio l'etica economica, l'etica dell'imprenditore, ma l'etica stessa del cittadino. Cosa c'entra in tutto questo la sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali? La sezione in realtà del comitato istituzionale è tutt'altro, perché è quella di iscrivere le imprese professionali e non professionali che in qualche modo entrano nel ciclo del rifiuto, soprattutto per il trasporto, per l'intermediazione anche transfrontaliera e anche per quelli che fanno bonifica di siti inquinati contenenti o meno amianto. Quindi diciamo così un compito istituzionale molto legato diciamo così, alla verifica e al controllo dei requisiti di queste imprese, che devono avere i requisiti di onorabilità per esempio per poter proseguire in questa attività. Ma non solo, facciamo anche gli esami per i responsabili tecnici, questi esperti all'interno delle imprese che dovrebbero conoscere come diciamo così, entrare nel ciclo del rifiuto nella maniera più legale possibile. Stiamo facendo esami, li stiamo intensificando perché siamo arrivati anche a 400 esaminandi in una singola sezione. Però oltre a questi compiti istituzionali il nostro diciamo così, dovere, che secondo noi anche qua, se non è istituzionale però fa parte del nostro modo di operare assieme al mondo delle Camere, è quello di diffondere verso la società civile, in questo caso verso le scuole, la legalità, perché solo diffondendo la legalità riusciamo in qualche modo a contenere il mondo illegale, perché il mondo illegale poi spetta alle forze dell'ordine, non sicuramente alle Camere, se non quello di fornire alle forze dell'ordine tutti gli strumenti per poterli intercettare. E meno illegalità c'è, sicuramente avremo la vittoria della legalità. Ci vorrà tempo, ma su questo tema della sostenibilità del rifiuto non abbiamo altre strade da perseguire se non quella di continuare a lavorare in favore dell'imprenditore serio, dell'imprenditore che rispetta le norme, auspicandomi anche che le norme siano sempre meno complicate.